Avrebbe potuto indossare giacca e cravatta e presentarsi alla cerimonia di Cima Grappa, ma non è davvero il suo stile. Jeans, camicia bianca, Luca Zaia si è tirato sulle maniche come ogni buon veneto avrebbe fatto e di prima mattina era lì domenica, sul luogo del disastro, e non solo perché Refrontolo è stata a lungo per lui una seconda casa. Abbiamo fatto un H24 da stanotte. Peraltro sta arrivando ancora pioggia, sembra. La devastazione è visibile. Al volante della Jeep della Protezione Civile, in ricognizione in uno scenario irreale, uno scenario di morte, fianco a fianco con gli uomini impegnati a riportare un po' di normalità dove l'acqua e il fango hanno spazzato via ogni cosa. Allora lì, vedi la cascata, da lì è arrivata l'acqua. L'acqua cadendo ha buttato fuori 10 tir di rocce sul piazzale. Ha fatto sentire fino a Roma il grido d'aiuto di questa terra. Non è un caso che l'indomani al Molinetto della Croda sia arrivato il ministro per l'ambiente Gianluca Galletti. Con lui e i sindaci ha chiesto al Veneto intero di vestirsi a lutto il giorno dei funerali. Sarebbe bello, no? Far vedere una comunità di 5 milioni di veneti che comunque risponde. Le pubbliche amministrazioni a me sembra scontato che lo debbano fare. Spero che a livello nazionale ci sia qualche segnale anche in questa direzione. Scudo per un territorio ferito da curare e da difendere come la sua economia. E poi il pensiero immancabile per chi davvero ha perso il tesoro più grande, un proprio familiare. Alcune sono situazioni familiari che stiamo già tentando di seguire, perché penso alla vedova del Bortolì, che Santa Lucia di Piave, una bambina di 20 mesi senza lavoro. C'è un po' di situazioni senza stare lì a citarle e vogliamo essere presenti. Presenza, esserci, stare tra la gente colpita da una tragedia immensa. Ancora una volta Zaia non ha esitato.